Bologna Città del Trotto. Il 26 dicembre è andata in scena la finale del campionato Master. Il secondo grande appuntamento del periodo natalizio ha visto il successo di Arazzi Boco, che con Alessandro Gocciadoro ha concluso un brillante 2019. Arazzi Boco ha preso vantaggio nettissimo nel finale. Arazzi Boco viene a vincere ancora davanti a Shomar. Terzo posto per Sonia. Alessandro, insomma, sono finiti gli aggettivi per Arazzi Boco, chiude la stagione, non la carriera. Sì, diciamo che arrivare in forma così a fine stagione non è da tutti i cavalli, ecco. A 12 anni e mezzo, quasi 13. Esatto. No, il cavallo potrà correre anche il prossimo anno. Gentleman e solidarietà. La giornata ha ospitato anche l'atto conclusivo del circuito benefico Gentleman for Life, terminato con un ex equo tra Rugiada SMS e Rilli DL guidati da Michele Canali e Massimo De Luca. Il giorno 26 si è fatta la finale del Gentleman for Life, che è stata proprio la conclusione del lungo percorso da febbraio fino a dicembre. Tra l'altro è stata una finale molto bella dal punto di vista tecnico e spettacolare, grande sportività perché è rarissimo, ma i vincitori sono due, sono arrivati in maniera simultanea sul palo e quindi c'è stato un ex equo, quindi questo è stato ancora un qualcosa di bello, perché con le mani non riesci a mettere due cavalli che arrivano a pari e invece la natura lo ha fatto, quindi questo è stato molto bello. L'approfondimento dall'Ippodromo di Bologna termina qui, vi invito a seguire il nostro sito www.ippogroup.it e a seguire i nostri canali social.